E quella di oggi è una vera chicca, parlando di Val di Fassa, parlando di Dolomiti del Trentino. Vi porto con me al rifugio Roda de Vael, un bellissimo anello che parte all'altezza del rifugio Ciampedie e del rifugio Negritella, quindi nell'alta Val del Violet, per seguire un straordinario sentiero panoramico che scorre ai piedi delle Zigolade e che guarda direttamente lungo la Val di Fassa, per giungere così al rifugio Roda de Vael. Poi per il rientro a Vigo di Fassa e chiudere quindi questo anello perfetto da un punto di vista escursionistico, un bellissimo camminamento, una bellissima discesa tra gli alpeggi di mucche di Malga Vael, per poi giungere così nuovamente a Vigo di Fassa. Ed è dove vi sto per portare ora. E dopo diversi mesi, dopo la mia ultima escursione nello stesso sentiero che sto affrontando oggi, si trattava dell'autunno scorso e ovviamente il rifugio era già chiuso e quelle che erano le prospettive autunnali del stesso sentiero, ripeto, che ando ad affrontare ora, erano molto diverse. Giornata anche nuvolosa, dove non c'era così tanta visibilità da poter ammirare tutte le torri, le guglie, le pareti rocciose che mi stavano attorno in quella giornata solitaria, completamente solitaria. E voglio così riprendere lo stesso cammino per dare così un aspetto estivo di questa bellissima escursione, di questo bellissimo anello che parte direttamente dalla funivia del Catinaccio, da Baita Pramartin, che in questo momento tengo alle mie spalle, e che poi, una volta lasciato il rifugio Roda de Vael, scenderà in direzione di Malga Vael e dell'abitato di Vigo di Fassa per dare un'indicazione al punto di partenza della funivia del Catinaccio. E se in questa prima parte iniziale il panorama predominante guardava lungo la Val del Violet, ora inizia una nuova fase, un nuovo tratto di sentiero che riporta maggiormente verso la Val di Fassa e tutte quelle panoramiche che si allungano poi in direzione del Roda di Vael.
E dopo la Val del Violet, con quella bellissima panoramica che guarda in direzione dell'Antermoia, le Zigolade, questa nuova cresta rocciosa che ora tengo da questo versante, un versante meraviglioso che guarda verso la Roda di Vael e ovviamente in lontananza il rifugio Roda di Vael. Più a valle una bellissima vista che guarda direttamente la meravigliosa Val di Fassa. È un po' di impegno per il dislivello nella prima parte, la parte iniziale di questo sentiero, per poi camminare proprio ai piedi delle Zigolade su questo bel sentiero leggermente ondulato, un dislivello sicuramente più piacevole e ovviamente con queste panoramiche che parlano da sole. E credo che da questo punto di vista non serva aggiungere altro, non una virgola in più, ma solamente occhi aperti a questa bellissima panoramica, straordinaria. E c'è da dire che questo tratto di sentiero offre dei passaggi che sono veramente straordinari. È un sentiero leggermente ondulato, quindi poco impegnativo, è una bella passeggiata attraverso questi verdi prati, queste fioriture meravigliose, ovviamente queste bianche rocce che ne creano una scenografia, credetemi, è qualcosa di meraviglioso. Poi il panorama, questo cosa si può dire di più? Come ho detto anche prima, non si può dire assolutamente nulla, non si può aggiungere assolutamente nulla, bisogna solo vivere tutto questo e basta.
E proprio qui, ai piedi della Gran Buia de Vael, si cambia versante. Ora comincio a camminare lungo il sentiero che ormai mi porterà tra pochi minuti direttamente al rifugio Roda de Vael, direttamente proprio ai piedi del Rotwand, della Roda de Vael. Oh yeah! Oh yeah! E dopo poco più di 2 ore e un quarto dalla partenza a monte della funivia del Catinaccio da Ciampedie, eccomi ai 2284 metri del rifugio Roda de Vael. E ovviamente punti di vista veramente suggestivi lungo la Val di Fassa, il Sella, la Marmolada, il Gran Vernel, le Pale di San Martino, una bellissima panoramica della catena del Lago Rai, la Val di San Nicolò e chi più ne ha più ne metta. Ed è cosa veramente rara riuscire a trovare lungo il sentiero, proprio adiacente al sentiero, la bellezza delle stelle alpine. Le trovo a poco più di 2200 metri, nascoste ma ben esposte al sole. Guardate che meraviglia! E cosa molto ma molto importante, ricordatevi che le stelle alpine, come tutti i fiori, non vanno mai, poi mai e poi mai raccolte. E ciò che è meraviglioso, risalendo leggermente la posizione del rifugio, sono queste bellissime panoramiche, queste vette rocciose, queste pareti che poi nel versante opposto guardano già in direzione della Valdega, della località di Carezza, per dare un punto di riferimento. E i punti panoramici sono sicuramente un qualcosa di straordinario.
E dopo questa bellissima immersione sotto questo cielo meraviglioso saluto il rifugio Roda de Vael, saluto la piccola Baita Pederiva. Su sentiero 545 inizia una lunga discesa, scende in direzione del Vaiolon, dove mi aspetta l'alpeggio, più a valle mi aspetta l'alpeggio di Malga Vael, per poi rientrare nuovamente in direzione di Vigo di Fassa e arrivare proprio al punto di partenza a valle della funivia del Catinaccio. Ed ora non si tratta solo che di una lunga e fantastica discesa che guarda direttamente la Malga e successivamente al centro abitato di Vigo, quindi un rientro molto agevole, molto tranquillo, in certi tratti abbastanza ripido, fino a che non si raggiungeranno per l'appunto gli alpeggi, i prati di Malga Vael, dove il sentiero stesso poi sarà un qualcosa di più dolce, più da passeggiata, ecco. E questo in Malga Vael è l'ultimo punto panoramico che guarda verso il versante roccioso della Roda de Vael, il Rotwand del Catinaccio, tutto quel versante che abbiamo incontrato questa mattina e che poi abbiamo così incorniciato a meraviglia al rifugio Roda de Vael. Adesso inizia la lunga discesa in direzione di Vigo, poco più di un'oretta e 30, e siamo così al punto di partenza di questa mattina, ma il punto finale di questa mia escursione. Lascio gli alpeggi, lascio gli ampi spazi, i verdi e colorati prati per entrare così nuovamente all'interno dei boschi. E questo sentiero prende la forma di quest'ampia strada forestale, questo fino al raggiungimento un po' più a valle delle piste da sci invernali e quindi arrivare direttamente al centro abitato di Vigo di Fassa.
Ed è stata una giornata a dir poco meravigliosa, un sole estivo fantastico che ha illuminato tutti questi versanti, tutte queste grandi pareti che raggruppano a sé questa parte del catinaggio e del Rotwand, della Roda de Wael. Punto di partenza, come avete visto, all'altezza dell'arrivo della funivia del Catinaccio, quindi in prossimità del rifugio Ciampedie, per poi intraprendere questo bellissimo sentiero inizialmente boschivo ma con delle belle panoramiche lungo la Val del Violet, per poi passare nel versante opposto, quel versante che guarda direttamente alla Roda de Wael e all'intera Val di Fassa. È un dislivello complessivo di circa 300 metri, considerando i 2000 metri del Ciampedie e i 2300 metri quasi del rifugio Roda de Wael. Il tratto più impegnativo, quello iniziale, quello all'altezza della Baita Martin, e una serie di saliscendi un po' impegnativi attraverso quei boschi per poi raggiungere un po' di quota e trovare questo bellissimo sentiero che poi attraverso le zigolade rientra in maniera molto più facile e molto più da passeggiata, ecco. Ottime le panoramiche, come avete visto, in questi versanti rocciosi. Dovete pensare che al di là del Rotwand, al di là della Roda de Wael, ci si presenta a un nuovo territorio, la Valdega, e quindi il territorio dell'Alto Adige, di Carezza, di Nova Levante, per dare un po' un riferimento geografico. E una volta raggiunto il rifugio, ovviamente si pranza al rifugio, e come in tutti i rifugi alpini non si può che mangiare da signori all'interno di un contesto sicuramente panoramico, unico nel suo genere, come in questo caso. Poi si intraprende il sentiero che scende in direzione di Malga Wael, che poi, come avete visto, diviene questa ampia strada forestale, e dal Roda de Wael stesso raggiungere Vigo transitando appunto per la Malga è una tempistica sull'oretta e 3/4 all'incirca. Come tempistiche tenete in considerazione che dal Ciampedie al Roda de Wael sono all'incirca poco più di un paio d'ore, ovviamente soste escluse. Quello che vi consiglio è di prendervi i giusti tempi, perché ci sono dei punti panoramici, delle piccole cose che possono sembrare praticamente di poco conto, ma che sicuramente da un punto di vista panoramico e naturale faranno la differenza per ciò che magari i vostri occhi, la vostra curiosità giustamente richiama all'interno di un contesto naturale come questo. E dalla secolare chiesa di Santa Giuliana è tutto. Vado a chiudere quindi questo mio ennesimo video dolomitico, sperando che possa essere stato un buon punto di riferimento per tutti quanti voi, per chi magari non conosce questi itinerari e vuole un po' alla volta approfondire e andare alla scoperta di nuovi sentieri, e anche per chi magari ha già dimestichezza e conoscenza di questi luoghi e ovviamente non perde l'occasione per ritornarvi, sebbene virtualmente, con le mie immagini e con quelle che sono le mie storie che come sempre porto in casa vostra.